Rientriamo qui a Monasteri in provincia di Treviso insieme al presidente di Azove. Diamo il benvenuto a Fabio Scomparin. Grazie, allora, siamo nel suo allevamento. Buongiorno presidente. Che razza sono questi bovini da carne? Sono Charolais, razza francese, che sono le più adatte a fare questo tipo di allevamento, assieme al Limousin. La Francia, sappiamo tutti, è un grande serbatoio per la produzione di questi animali da ingrasso. Noi dalla Francia tutte le settimane come Azove circa 1 migliaio di capi che mettiamo nei nostri allevamenti, e a distanza di 6-7 mesi, quando arrivano a maturazione, li mandiamo una parte all'Oria e una parte ai nostri clienti che sono altrettanto macellatori. Peraltro a Loria, dove c'è il centro di macellazione e lavorazione carni, ci andremo tra poco, ma continuiamo a parlare di questo allevamento. La qualità parte da qui, Presidente? Sicuramente parte dal benessere degli animali innanzitutto, come può vedere animali che hanno un certo numero di metri quadri a disposizione, non sono messi in batteria come si usa dire tantissime volte. Hanno spazio per muoversi? Molto spazio per muoversi. Abbiamo anche pensato proprio per il benessere degli animali, cambiare i tetti, c'è tutta una copertura, ci sono più le etani da alcuni anni. Abbiamo messo ventole per arieggiare, per dare in maniera che non ci sia una carica batterica pesante, molto forte. Come può sentire non ci sono odori. Assolutamente, non si sente nessun odore. Perché siamo convinti che la buona carne parte proprio dalla Francia, quando iniziamo con i programmi di ristallo, ma poi nelle nostre stalle, con un'alimentazione seguita ad hoc, dove produrre carne più salubre e con pochi grassi. Dunque molto apprezzata dai consumatori e dalla grande distribuzione, perché poi noi siamo fornitori della grande distribuzione. Presidente, come rispondere alle esigenze del consumatore che oggi chiede sempre di più sicurezza alimentare, qualità, ma anche basso impatto ambientale? Allora, dicevo prima, un attimo fa, appunto, la sicurezza alimentare è seguita da professionisti nostri, della nostra azienda di Azove, che preparano appunto le razioni alimentari, e poi anche le deiezioni di questi animali li riutilizziamo curioso. le riutilizziamo per produrre energia da fonte alternativa. Infatti abbiamo un impianto di biogas dove viene utilizzato letame e liquame. Quindi un modo per valorizzare quello che invece sarebbe uno scarto. Sicuramente, ma anche per raggiungere quegli obiettivi che nella comunità europea si è data, anche l'Italia ha sottoscritto 20-20-20, il 20% da fonte alternativa raggiungere nel 2020. Abbiamo appunto questo impianto di biogas che potremmo andare a vederlo, e utilizziamo tutto il nostro prodotto, tutte le deiezioni dell'allevamento. Quanti sono i soci allevatori di Azove? I soci allevatori sono 150 circa, e produciamo circa 50.000 capi annui. Le razze principali appunto sono, come dicevo, Charolais, Limousin, poi ci sono anche incroci, sono maschi e femmine. Il numero maggiore è... Sono tutti maschi. Questi sono tutti maschi, il numero maggiore sono maschi, però c'è anche una linea di scottona, cosiddetta scottona. Però la presenza di Azove non è solamente qui in allevamento, perché riguarda tutta la filiera. Sicuramente riguarda, dicevo prima, da quando parte dalla Francia, arriva negli allevamenti dove sono seguiti da nostri veterinari quotidianamente. C'è un'attenzione per l'utilizzo anche delle materie prime, prodotti e dell'azienda. Solo una piccola parte di prodotti vengono acquistati dai mangimifici. Ecco, che cosa mangiano questi animali? Questo è il loro mangime? Sì, si chiama appunto Unifeed, perché a base principale c'è il ceroso di mais, e poi c'è soia, c'è crusca, c'è delle
barbabietola, le polpe suppressate, le polpe secche, no, polpe suppressate, sbaglio, le polpe, soia, abbiamo detto, e integratori, sali minerali. Mangiano quante volte al giorno? Una volta al giorno. Viene data una razione che è sufficiente per le 24 ore, perché devono avere a volontà sempre, in maniera che non si possono disturbare. Certo. Perché avendo a volontà nella mangiatoia l'alimento, questi si alzano di volta in volta quando hanno necessità, quando sentono la fame. Presidente, sappiamo che il settore zootecnico in Veneto, ma in Italia, insomma, sta un po' soffrendo, ci sono degli allevamenti che chiudono. Ecco, c'è la nuova PAC, la nuova politica agricola comunitaria, che mi pare di capire non abbia avuto questa, cioè, l'attenzione che voi speravate nei confronti della zootecnia, soprattutto a livello italiano. Poi. Sicuramente abbiamo, a mio avviso, perso un'opportunità per non utilizzare quel 15% che la comunità europea ci aveva messo a disposizione. Abbiamo utilizzato una piccola parte proprio a danno del settore della zootecnia da carne. È sì vero che sta diminuendo il consumo di carne in Italia in generale, nei paesi occidentali, però a beneficio delle importazioni. Quando sappiamo tutti che l'agroalimentare italiano è un'eccellenza, stiamo perdendo fetta di mercato a favore di altri paesi. Altro tema che mi piaceva sottolineare, Presidente, noi abbiamo degli allevamenti di qualità, della carne di qualità, e peraltro il Veneto, se non sbaglio, è la prima regione in Italia per questo settore, per la produzione. Poi però quando andiamo magari nei ristoranti non troviamo sempre carne italiana, anzi forse... Certo, dicevo prima, stiamo perdendo fette a livello nazionale, stiamo perdendo la produzione a favore di carne da altri paesi, Polonia, Australia, Brasile e altri paesi dove i costi di produzione sono nettamente inferiori e molto probabilmente ci saranno anche degli aiuti in quei paesi. Il prezzo della carne qui in Italia oggi com'è? Il prezzo della carne oggi non è ancora soddisfacente per l'allevatore, tant'è che negli ultimi 3 anni in Veneto abbiamo perso circa 100.000 capi, dunque questo sta a significare che è in grossa sofferenza. Realtà organizzate molto probabilmente come questa azienda, che ce ne sono anche altre, riescono a reggere questo difficile momento. Non è che potremmo andare avanti all'infinito così. Si sperava veramente nella riforma PAC che ci potesse integrare, ecco, il mancato reddito da allevamento. Questo... Presidente, forse la strada da percorrere è quella appunto della tracciabilità e dei marchi, come ad esempio il marchio qualità verificata. Sicuramente speriamo ci possa dare una mano, speriamo appunto che soprattutto il consumatore oggi vediamo è molto attento a queste cose. Vedremo, perché siamo appena partiti, i risultati ancora non si toccano, però ci fa ben sperare. Noi siamo promotori come Azove e abbiamo sostenuto fin dall'inizio, abbiamo voluto questa qualità verificata del Veneto. Grazie a Fabio Scomparin, presidente di Azove. Il nostro viaggio all'interno della filiera zootecnica prosegue. Da Bonastier ci spostiamo a Loria, sempre in provincia di Treviso. Grazie Presidente, grazie, buon lavoro.